Serie B-Win, tutti i colori della passione. Brescia-Verona non è un derby, ma poco ci manca considerando la rivalità storica fra le due tifoserie. Oggi un incrocio di alta classifica valido per la 34esima giornata della Serie B-Win. Calori con Zambelli squalificato e Budele a Accardi fuori causa, arretra Martinez in difesa, mentre in mezzo rilancia dal primo minuto Matteo Mandorlini, figlio dell'allenatore del Verona, Andrea. Nei Veneti, seguiti a Rigamonti da quasi 3.000 tifosi, pesantissima l'assenza di Alfredson, cui si aggiunge il forfait di Esposito, davanti tridente con Berrettoni, Ferrari e Juanita Gomez, partita speciale per il grande ex Mareco, 10 stagioni a Brescia con 211 presenze. Brescia caccia dei 3 punti fondamentali per l'ingresso in zona playoff. Fase di studio nei primissimi minuti, poi al 10° minuto Kanji prova a prendere d'infilata da Prelà, cross dentro per Ferrari, De Maio è molto bravo ad anticipare l'attaccante del Verona. Subito in partita anche Mandorlini, al 16° si presenta così Jonatas con la punizione destro a giro sopra la traversa. Gara molto equilibrata come prevedibile, al 27° Mandorlini sceglie il cross molto teso, Jonatas non ci arriva per questioni di attimi. Gara che rimane sullo 0-0 con poche emozioni, ma al 37° punizione di El Kaddouri da Prelà, in girata firma il suo primo gol in carriera, grandissima esecuzione per battere Rafael, dormita comunque di Scaglia, primo gol in campionato per il 21enne svizzero che va ad infilare nell'angolino lontano. Molto ben disegnata anche la punizione del belga marocchino Omar El Kaddouri. Vantaggio del Brescia che dura però 100 secondi perché un errore clamoroso di Martinez spiana la strada a Berrettoni che rimane glaciale e fulmina così Arcari. È 1-1, primo gol stagionale per il trentenne attaccante Scuola Lazio, il quarto in Serie B, il 56° in carriera e il 7° con la maglia del Verona. Qui il momento della finalizzazione. Nel secondo tempo non ci sono cambi nell'intervallo, Mandorlini vuole un successo che potrebbe valere anche rincorsa alla promozione matematica. Al 56° Galli dalla distanza diagonale con Arcari che allunga in angolo. 2 minuti più tardi si mette in proprio Jonatas che semina un paio di avversari, poi sinistro esploso da fuori area, 1,5 metri alla destra di Rafael. Al 60° fuori Berrettoni e Ferrari, dentro Russo e Pichelman, il match winner dell'andata, vuole affidarsi anche alla cabala Mandorlini. Al 62° finalmente un guizzo nella partita piuttosto anonima di Juanito Gomez, sceglie la soluzione personale un po' troppo egoista, trova comunque la deviazione per il calcio d'angolo. Dal corner susseguente Bolide dalla distanza di Scaglia, pallone con buona potenza, c'è poca precisione però, e tiro troppo centrale. Poi al 69° cambio che sarà decisivo per il Brescia, fuori Salamon, molto spento il polacco, dentro Nicolas Cordova. Il Verona che ci prova all'85° con Kanji, il suo tiro cross sul quale Arcari deve recuperare in qualche modo l'equilibrio prima dell'arrivo di Pichelman. Mandorlini è perplesso, dà un'occhiata anche al cronometro, un pareggio potrebbe andare bene al Verona, ma al 91° non ha fatto i conti con il gioiello di Nicolas Cordova, sempre sul calcio di punizione, una delle specialità della casa. Primo gol stagionale per il 33enne cileno che non segnava dal 9 gennaio del 2011, addirittura 1 anno e 4 mesi dopo il gol alla Fiorentina. 43° gol da quando è in Italia, da rivedere da tutte le angolazioni possibili, esecuzione balisticamente perfetta, forse qualche responsabilità anche di Rafael. Per il Verona continua così il mal di trasferta, solo 5 punti nelle ultime 8 gite esterne, mentre il Brescia riprende a volare con prepotenza, conquistando la 10ª vittoria su 15 panchine sotto la gestione Calori. Il traguardo playoff insomma è sempre più alla portata.